Maltempo sul Veneto, a Fiesso d'Artico, paura per una tromba d'aria, danni contenuti, disagi per alcuni alberi caduti ad Olo, bomba d'acqua a Jesole, grandinate violente tra Vicentino e Padovano. Tra Rosolina e Albarella, impressionante tromba marina, il fenomeno si è esaurito al largo, pioggia e rischio grandine, l'Alemagna chiusa San Vito di Cadore, sul Fadalta, Vittorio Veneto è riaperta nel tardo pomeriggio. Tragico schianto all'alba lungo la 13 tra due furgoni, uno dei mezzi prende fuoco, muore un 64enne di Solesino, c'è anche un ferito grave. Omicidio di Gemona, ha convalidato l'arresto di mamma e convivente di Alessandro Venier, davanti al GIP la ricostruzione delle modalità e del movente del terribile delitto. Tragedia nei boschi dell'altopiano, 73enne stroncato da un malore mentre cercava funghi, la tragedia sotto gli occhi del nipote. Il Giubileo dei Giovani a Roma vive il suo momento clou, questa sera a Tor Vergata la veglia di preghiera con Papa Leone, domani la messa finale, l'entusiasmo e l'energia dei ragazzi veneti, intanto il Vescovo di Treviso suona la chitarra, domani in diretta su Antena 3 dalle 15.30 la rievocazione storica con il Palio di Feltre, corteo dei quartieri alla gara di tiro con l'arco e alla fune fino alla corsa dei cavalli domani alle 15.30 su questa rete. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura lo avete sentito, il maltempo che ha colpito oggi tutto il Veneto e soprattutto il veneziano, perché ha risvegliato tra l'altro l'incubo del tornado che colpì la riviera del Brenta 10 anni fa, una tromba d'aria che ha fortunatamente solo sfiorato Fiesso d'Artico, danni e disagi per allagamenti e cadute d'alberi in varie località della provincia. È il primo pomeriggio quando nel cielo si materializza lo spettro dell'incubo che l'8 luglio 2015 sconvolse la riviera del Brenta, provocando un morto, 92 feriti e 100 milioni di danni tra Dolo, Mira e Cazzago. Ecco nelle immagini diffuse da Meteo Bassano Pedemontana cosa appariva all'orizzonte a Fiesso d'Artico attorno alle 13. Ciò che fortunatamente si è risolto poi solo in un grosso spavento. Il tornado non ha toccato terra e non ci sono stati feriti o danni alle abitazioni. Il sindaco Marco Comunato ha comunque invitato a prestare la massima attenzione ed evitare spostamenti non necessari. Il forte vento ha provocato la caduta di rami di grosse dimensioni. Altrove è andata un po' peggio, come ad Olo. La nostra protezione civile è fuori a liberare strade da alberature come questa che si sono sradicate per il grande vento. Acqua mista a grandine ancora una volta, ma ripeto, ancora sotto controllo. Dei corpi illuminanti della pubblica amministrazione sono stati divelti e alcune zone del paese sono sott'acqua su alcuni punti di depressione causa il fogliame che ostruisce le caditoie. Quello degli alberi caduti per il forte vento è un fenomeno che ha colpito anche altri comuni vicini. Particolarmente pericolosa la caduta di un albero in via Roma a Pianiga, che fortunatamente non ha provocato conseguenze. Disagi per allagamenti anche a Sottomarina, dalle cui spiagge, come da quelle di Pellestrina, si è assistito solo al passaggio di una tromba marina in Adriatico. La parte di Sottomarina Vecchia è quella che va puntualmente sott'acqua, ma è stato constatato chiaramente che le condotte delle acque bianche non possono più rispondere a questi, nubifragi che si abbattono sulla nostra località, che sono completamente diversi a quelli degli anni '80. Bomba d'acqua che ha colpito anche il centro di Jesolo. C'è stata una vera e propria bomba d'acqua che in pochi minuti ha scaricato tantissima acqua su Jesolo, soprattutto nella zona del Lido. L'intenso nubifragio dovuto alle precipitazioni abbondanti cadute in pochissimo tempo. Intorno alle 13 si era temuto il peggio, vedendo come alcune vie centrali si fossero trasformate in un tempo brevissimo in veri e propri canali. Le zone maggiormente colpite, via Aquileia e piazza Trieste, e ancora le vie Meduse, Ninfee e piazza Marconi, dove si sono accumulati diversi centimetri d'acqua in strada, in alcune aree fino a 10 centimetri. Il ristagno d'acqua aggravato da aghi di pino che hanno intasato i tombini, rallentando il deflusso. Disagi alla circolazione e rallentamenti, ma nessuna conseguenza grave, fortunatamente. La situazione è sotto controllo, così dalle rassicurazioni del sindaco.
Non ci sono state tuttavia delle problematiche gravi a persone o cose, qualche negozio ha avuto l'acqua che lambiva appunto l'entrata dell'attività, alcune altre zone di Jesolo Paese e centro storico storicamente sofferenti dal punto di vista idraulico hanno avuto qualche criticità, però tutto sommato ce la siamo cavata. Episodio che riaccende l'attenzione sulla necessità di adeguare il sistema di deflusso in vista di eventi meteo sempre più estremi. Ovviamente questo riporta come centrale il tema del rischio idraulico e dell'adeguamento delle opere fognarie di Jesolo che hanno in molti casi 50-60 anni. Abbiamo avviato interventi anche che costano qualche milione di euro su questo tema, quindi proseguiremo perché è ovviamente una necessità. Non è stata risparmiata nemmeno la zona del Vicentino. Il maltempo che ha colpito anche il Vicentino ha provocato danni a macchie di leopardo nell'intera provincia. Le perturbazioni si sono protratte a fasi alterne dalla mattinata e nel primo pomeriggio. Oltre al vento e alle piogge intense, in alcune aree è stata la grandine a provocare i danni maggiori. 25 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti e prosciugamenti. In tarda mattinata le zone più colpite sono state Brendola e Sarego, dove la perturbazione si è scatenata in pochi devastanti minuti. Il punto più critico però nella zona di Montebello Vicentino tra Zermeghedo e Gambellara. La grande quantità di grandine con chicchi grandi anche come noci ha saturato gli scarichi della rete secondaria, facendo tracimare fossati e allagando le strade. Il dilavamento dell'acqua ha provocato 2 frane lungo la regionale 11 Padana Superiore, dove è in vigore il senso unico alternato per rimuovere il terreno dalla carreggiata. La grandine ha colpito anche la zona di Fimon. La pioggia e il vento hanno interessato il territorio comunale di Valdagno. A San Quirico un grosso albero è caduto sulla provinciale 246. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Ci spostiamo a Padova, provincia che nel giro di poche ore ha dovuto affrontare 2 forti temporali. Una pioggia intensa e fitta accompagnata in aree molto circoscritte da grandine che in alcuni casi ha raggiunto dimensioni considerevoli, vicine ai 3 centimetri. Il maltempo flagella per il secondo giorno consecutivo il padovano. Durante la notte gli acquazzoni si sono susseguiti, ma il fenomeno più violento è arrivato poco prima di mezzogiorno. Una bufera di grandine e vento poco prima di mezzogiorno. Qui siamo a Santa Maria di Veggiano. Guardate che cosa è rimasto di quello che fino a poco prima di mezzogiorno era un campo di soia. Nella frazione di Santa Maria di Veggiano tutti i giardini hanno fatto i conti con la bufera, così come le coltivazioni, e anche questo campo di girasoli porta i segni della grandine. Qui, come in altri 2 comuni ai piedi dei Colli Euganei, Saccolongo e Cervarese Santa Croce, che vi mostriamo nelle immagini girate da Luca Tecchiato. La pioggia violenta ha interessato anche la città di Padova e altri comuni come Villafranca Padovana, a cui si riferiscono queste immagini. Danni che si aggiungono a danni, soprattutto alle coltivazioni, che già nel pomeriggio di venerdì avevano fatto i conti con la grandine nell'Alta Padovana, nel territorio di Grantorto, Galzo, San Pietro in Gu e Piazzola sul Brenta, e nella Bassa, lungo il corso dell'Adige, a Boara, Pisani e Anguillara Veneta. Maltempo che ha colpito anche il Polesine. Ad Albarella questa mattina in mare si è formata una tromba marina. Sono impressionanti le immagini che in pochi minuti si sono diffuse via social e che mostrano una tromba marina avvicinarsi alle rive di Albarella, Rosolina, nel Rodigino. Erano circa le 11 del mattino, la spiaggia quasi vuota a causa del meteo incerto. Alcuni bagnanti hanno visto crearsi in breve tempo il tornado d'acqua. Questa mattina abbiamo registrato la formazione di ben 2 trombe marine proprio nel spazio di mare antistante la costa di Rosolina Mare. Sicuramente una curiosità da parte dei turisti, tanti video, ma anche tanta preoccupazione perché fortunatamente la traiettoria, poi si sono anche disciolti in mare, non ha provocato danni, non sono risalite insomma sulla terraferma. La tromba marina si è formata da un cumulo nembo che era sopra il mare, fortunatamente non ha toccato terra dove avrebbe sicuramente creato molti danni. Rosolina che non è stata risparmiata dal maltempo nemmeno nel primo pomeriggio, dove la grandine è scesa anche in spiaggia.
Ci spostiamo nel Bellunese, è stato un altro giorno di passione per la strada statale 51 di Alemagna a causa delle piogge intense, per la scarsa visibilità sulla Croda Marcora all'altezza di San Vito di Cadore. ANAS ha prima chiuso la strada e poi l'ha riaperta al traffico nel tardo pomeriggio. Per la gestione dell'evento sul posto si sono impegnate squadre di ANAS, consentendo la riapertura del tratto non appena le condizioni meteo ne hanno permesso il transito in sicurezza. Statale 51 che per gli stessi motivi era stata chiusa anche sul Fadalto. Continuiamo a parlare di strade, ci spostiamo sulla 13 alle prime luci del mattino, un tragico incidente in A13. Era ancora buio alle 4:30 lungo la 13, in questo tratto a ridosso dello svincolo con la A4. Viaggiavano in direzione nord, verso la città di Padova, i due furgoni coinvolti in un tragico tamponamento. Un impatto violentissimo con il primo mezzo che in pochi istanti prende fuoco. I soccorsi sono tempestivi. Sono i vigili del fuoco arrivati da Padova e da Abano a estrarre dalle lamiere carbonizzate, dopo aver spento l'incendio, il corpo senza vita di un uomo di 64 anni. Si tratta di Mauro Pavera, che viveva a Solesino, dove gestiva un'attività di fruttivendolo. Ferito in modo leggero anche il conducente del secondo furgone, che viene affidato ai sanitari del SUEM 118. Difficile l'opera di identificazione della vittima, alla quale hanno lavorato per tutta la mattinata gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, che adesso stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'autostrada 13 è stata chiusa in direzione nord per alcune ore. Nel frattempo, nello stesso tratto, si è verificato un altro incidente, un tamponamento tra un autocarro e due auto senza per fortuna gravi conseguenze. Ci spostiamo a Gemona per l'omicidio di Alessandro Venier, il ragazzo ucciso dalla madre e probabilmente dalla compagna, convalidati gli arresti alle due donne. Intanto capiamo quali sono state le modalità e il movente di questo omicidio. Prima lo hanno narcotizzato sciogliendo un farmaco in una limonata, poi Lorena Venier, la mamma, gli ha iniettato dell'insulina con una siringa perché la prima sostanza non faceva effetto. Poi insieme hanno tentato di soffocarlo e infine Meilin con due lacci di scarpa lo ha strangolato. Così, secondo il racconto di Lorena Venier, che ha confessato, lei e la nuora hanno ucciso Alessandro il 25 luglio, sempre secondo la confessione della mamma. Il cadavere sarebbe stato sezionato da lei, Lorena, e sempre lei ha acquistato online su Amazon la calce per coprirlo e chiuderlo nel bidone della spazzatura, con l'intento di farlo sparire. L'acquisto della calce è stato fatto in anticipo rispetto al delitto ed è questo uno degli elementi più evidenti della premeditazione contestata dalla procura. Il giorno del ritrovamento era stata Meilin a chiamare il 112 per riferire di un malessere provocato dalla sua condizione di fragilità psicologica in cui si trovava e per la quale è seguita da un centro di salute mentale. Dal numero unico emergenze hanno intuito dal racconto che c'era qualcosa di strano ed è stata inviata la pattuglia dei carabinieri, a cui la donna e la mamma della vittima hanno raccontato del cadavere nel bidone riposto in garage. Sul movente la 61enne infermiera di Gemona ha raccontato di aver agito per proteggere la giovane nuora dagli insulti e dal comportamento manesco del figlio, che non credeva alla depressione di Meilin, sopraggiunta dopo il parto. Si percepisce quindi una situazione familiare difficile in cui si è sviluppato un rapporto caratterizzato da morbosità tra Lorena, la nuora e la nipotina di 6 mesi. Da una parte la condizione fragile della giovane colombiana, a cui Alessandro Venier non credeva, dall'altra la morbosità del legame creato con la suocera. Così si sono create le condizioni che hanno fatto precipitare la situazione, fino alla decisione di uccidere e far sparire il cadavere dell'uomo. Circostanze, modalità e data della morte sono oggetto degli esami medici e tossicologici già avviati, in attesa che vengano disposti anche altri accertamenti. Al momento non è stata ancora fissata l'autopsia sui resti del cadavere della vittima. E dunque, l'abbiamo detto prima, sono stati convalidati gli arresti delle due donne. Sentiamo. Meilin, la compagna, lo ha istigato, Lorena, la mamma, lo ha organizzato e insieme hanno messo in pratica il piano: uccidere Alessandro Venier, sezionare il cadavere e tentare di farlo sparire in un bidone dell'immondizia riempito con la calce. Ora entrambe sono accusate di omicidio volontario in concorso pluriaggravato dalla premeditazione, dall'aver commesso il fatto in presenza di una bambina di 6 mesi in casa e dal legame affettivo con la vittima.
Questo è il reato contestato dal sostituto procuratore Giorgio Milillo a Meilin Castro Monsalvo, 30 anni, colombiana, e Lorena Venier, 61 anni, la mamma di Alessandro. A 48 ore dalla scoperta del cadavere nel garage di Gemona, entrambe sono comparse davanti al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida dell'arresto eseguito dai carabinieri giovedì. Arrivate sui mezzi della polizia penitenziaria dal carcere del Coroneo di Trieste, sono state ascoltate dal GIP separatamente. La prima a comparire davanti al giudice è stata Meilin, la convivente della vittima, che, difesa dagli avvocati Federica Toselle e Francesco De Carlo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Più lungo l'interrogatorio di Lorena Venier, difesa dall'avvocato Giovanni Denardo, che ha confermato davanti al giudice quanto aveva raccontato giovedì sera al sostituto procuratore, confessando il delitto, raccontando delle modalità e del movente e coinvolgendo la nuora. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto, poi ha accolto la richiesta del PM di custodia cautelare in carcere, disponendo però per Meilin la custodia attenuata, come previsto dalla legge per le detenute madri di bambini con meno di 1 anno di età. Verrà trasferita in una struttura dell'amministrazione penitenziaria di Venezia, organizzata per questo tipo di regime attenuato, che rimane però una detenzione cautelare. Torniamo in Veneto, una tragedia nel pomeriggio sui boschi dell'Altopiano. Un anziano stava cercando funghi quando è stato colpito improvvisamente da un malore fatale. Stava cercando funghi nei boschi dell'Altopiano, sopra Malga Galmarara, quando un malore l'ha stroncato. È avvenuto nelle prime ore della mattina, quando è stato allertato il soccorso alpino altopiano dei 7 comuni. L'uomo, 73 anni, si trovava con il nipote quando si è sentito male. Non essendoci alcuna copertura per la rete telefonica e anche le comunicazioni via radio sono state difficilissime, il ragazzo è sceso alla Malga a dare l'allarme, per poi tornare indietro e indicare il punto esatto ai soccorritori a 10 minuti dalla prima via accessibile, tra gli alberi, fuori sentiero. L'uomo è stato raggiunto dal personale medico dell'ambulanza, dall'equipe sanitaria dell'elicottero di Treviso Emergenza, calata con il verricello, insieme al tecnico di elisoccorso, e da 4 soccorritori. Purtroppo al medico non è rimasto altro che constatare il decesso. La salma è stata così trasportata alla Malga dall'eliambulanza per essere affidata al carro funebre, presenti anche i carabinieri forestali. Voltiamo pagina. L'Ordine dei Medici del Veneto è stato fortemente criticato nei confronti del provvedimento annunciato da Azienda Zero, assumere medici stranieri con titolo di studio non riconosciuto dall'ordinamento italiano per far fronte alla carenza di camici bianchi. L'annuncio che la Regione Veneto vuole assumere medici provenienti da ordinamenti stranieri e con titolo non ancora riconosciuto in quello italiano, derogando così alle norme nazionali, si scontra con la preoccupazione dell'Ordine dei Medici di tutto il Veneto, che hanno scritto una lettera alla Regione esprimendo dubbi e perplessità sul fatto che si verrebbero a creare 2 ordini di medici. Questi medici andrebbero a lavorare senza i requisiti minimi e necessari per poter avere delle credenziali, per poter certificare quelle che sono le varie problematiche del paziente. Ricordo che la certificazione è un obbligo medico, è un obbligo deontologico ed è un diritto del cittadino. Non poter certificare poi scaricherebbe sui medici del territorio questa incombenza, creando per loro un surplus di lavoro. La maggior parte dei medici di famiglia sta sopra i 1.800-2.000 pazienti, quindi dover sopportare anche questo carico di lavoro. Quindi non vorremmo che questo tipo di risoluzione fosse peggiore del problema stesso. Molto critico anche l'Ordine dei Medici di Padova. Questa era una norma che poteva avere un senso nell'emergenza del Covid, dove ovviamente era difficile circolare, fare esami eccetera, però in questo momento per noi non ha molto senso che sia stata prorogata, quindi abbiamo chiesto a tutte le massime autorità di prevedere un'abrogazione di questa norma. Dal 31 luglio inoltre la sanità pubblica non può più ricorrere all'uso delle cooperative, ma dall'Ordine dei Medici alla Regione è arrivata comunque la proposta di una commissione di controllo. Noi abbiamo consigliato come Ordine dei Medici alla Regione di effettuare semmai un ragionamento collegiale di riconoscimento dei titoli, perché non dico che questi professionisti siano tutti da scartare, ma deve essere valutata la loro capacità, la loro preparazione perché vengano inseriti e a quel punto anche iscritti all'Ordine dei Medici. Ma come si è arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto per un problema di visione politica decennale, ventennale, che
che era già stata preannunciata sia dagli ordini che dai sindacati, che prevedeva una carenza di medici nel giro di qualche anno. La politica a quel tempo non ha ascoltato questi gridi d'allarme e quindi siamo arrivati a questo momento di carenza di medici stessi. Il risotto anticomunista lanciato dal consigliere regionale Gio Formaggio nell'ultima puntata di Focus ha guadagnato la ribalta internazionale sulle pagine del Times. Nel quotidiano politico britannico si è parlato dell'idea proposta dall'esponente regionale di Fratelli d'Italia durante il talk show politico condotto dal direttore Luigi Bacialli. Riso di grumolo delle abadesse, tartufo nero di Colli Berici, questa la risposta provocatoria alla pasta asciutta antifascista nata nell'immediato dopoguerra, ancora promossa da alcuni gruppi di sinistra. Andiamo a Tor Vergata, ci spostiamo nel Lazio, andiamo anche a Roma. Sono 800 i giovani veneti provenienti soprattutto dalle province di Treviso e Vicenza che hanno raggiunto i 52 ettari dove questa sera ci sarà la veglia per il Giubileo dei Giovani con il Papa Leone XIV e domani la messa. Intanto vediamo cosa sta facendo il Vescovo di Treviso per intrattenere i giovani. Chitarra alla mano a Tor Vergata, il vescovo Tomasi si è seduto tra i 700 ragazzi che da Treviso e Vicenza sono partiti alla volta di Roma per il Giubileo dei Giovani. Sulle note di Io Vagabondo, uniti nella musica e in un unico abbraccio, i giovanissimi hanno raggiunto la destinazione, dove Papa Leone XIV terrà una veglia di preghiera e la messa in conclusione del Giubileo. Un momento molto bello perché si trova una condivisione di entusiasmo tra tutti i giovani che si incontrano tra di loro e sono contenti di vedersi. Sentivo qualcuno che diceva a un amico: qui non ci si riesce a sentire soli. Ecco, questa è una bellissima cosa, non ci si riesce a sentire soli e sentiamo che ci può essere tanta energia di speranza e i ragazzi sono meravigliosi, hanno una capacità di vivere questa esperienza con freschezza, con profondità, con generosità. C'è tanto da sperare. Ed è proprio la speranza il tema del Giubileo. Nei 52 ettari del Prato di Tor Vergata, lo stesso luogo nel quale la generazione dei loro genitori incontrò Giovanni Paolo II 25 anni fa, arriveranno altri 100 giovani veneti per la messa per ascoltare le parole del Papa Nuovo, come lo definiscono, destinate a segnare il suo pontificato. Ritorniamo in Veneto, nel Trevigiano. Ricordiamo l'appuntamento su Antenna 3 in diretta dalle 15:30 domani per vivere le emozioni del Palio di Feltre, manifestazione storica che rievoca il momento in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo ricreando il clima quattrocentesco con i cortei dei quartieri, la gara del tiro con l'arco e alla fune fino all'attesa e decisiva corsa dei cavalli. Grande sfida del Palio, storia e tradizione su Antenna 3 a partire dalle 15:30 domani pomeriggio. Si chiude così il telegiornale regionale, grazie per essere stati in nostra compagnia. Le previsioni del tempo dopo la sigla, come sempre a tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.